Buonasera, bentrovati a Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto siamo in diretta sulla pagina Facebook. Da martedì scorso avevamo sospeso le trasmissioni con il sindaco risponde in diretta, le riprenderemo il 18 di gennaio, però questa sera il sindaco è intervenuto in questa trasmissione per fare il bilancio di un anno, di cosa è capitato nella città di Padova, degli investimenti che farà, dell'approvazione del bilancio che è stato fatto ieri, insomma avremo modo di parlare di tutto quello che è capitato in un anno a Padova, quindi avete già capito, l'ospite è il sindaco di Padova. Buonasera sindaco, grazie di essere con noi. Grazie dell'invito, buonasera a tutti voi. Allora iniziamo per parlare di questo Covid. Io prima di entrare in trasmissione guardavo lo spot che avevamo fatto l'anno scorso per Natale, avevamo improntato lo spot natalizio che era un anno di Covid, un anno difficile, passerà, finirà, invece siamo qui addirittura quasi peggio di prima, tranne che ovviamente il vaccino ha ridotto ovviamente le mortalità in maniera importante, insomma. Per cui non peggio di prima. Come numeri? Numeri sì, però ricordo che siamo 1/10 della mortalità rispetto a un anno fa, per cui grazie ai vaccini, grazie ai medici. Penso che nessuno, io per primo, immaginava di ritornare in una situazione del genere. Siamo un po' in difficoltà. Però nel contempo dico siamo fortunati perché siamo scienziati, sono medici, in particolare di Padova, per quanto abbiamo visto i vaccini, per cui abbiamo visto che chi fa anche la terza dose, ricordo che abbiamo 800.000 volantini per ricordare e sollecitare che tutta la popolazione faccia il terzo vaccino. Chi fa il terzo vaccino non dico che è esente da qualsiasi problema, ma dico se per caso viene contagiato è una forma leggera, per cui l'invito è facciamo anche la terza dose. Chiarisco un'altra cosa perché ho molti amici medici e parlo in continuazione con la sanità. Il tutto è in progress, per cui esattamente le cose non si sanno ancora. Gli scienziati stanno studiando, i medici hanno da fare, di volta in volta, prima valeva per 9 mesi, dopo per 8, adesso forse per 6. È già qualcosa di importante perché riguardo la mortalità l'abbiamo abbassata a 1/10, per cui è molto importante. Chiaramente non basta i vaccini, vuol dire igienizzarsi le mani, stare attenti, evitare feste e festicciole, evitare stare tutti assepati, per cui un po' di intelligenza, però io vedo che i cittadini padovani prima hanno tutti la mascherina, ancora quando si è fatta l'ordinanza, adesso non è più l'ordinanza per il solo centro storico, ma è per tutta la regione Veneto perché siamo in zona gialla. E vedo che tutti si comportano in maniera molto consapevole e con coscienza, per cui vadano neanche. Lei pensava che dopo un anno... No, non lo pensava nessuno, le faccio una domanda che in effetti non pensava nessuno. Devo dire onestamente, pensavo che ce la cavassimo in maniera più veloce, però bisogna adattarsi, bisogna essere ottimisti, nel senso non mollare, no, ottimisti che non è successo niente assolutamente, bisogna non mollare, stare attenti, perché la salute è la cosa primaria, poi viene il lavoro, viene qualsiasi altra cosa, ma se non c'è la salute, penso che sia basilare. Chiaramente nessuno pensava a questa situazione, infatti la situazione è in progress, come si vuol dire, di volta in volta si cambia. Adesso sono stato sabato e domenica scorsa in fiera, stanno vaccinando i bimbi, oltre i 5 anni, 700 bambini, perché hanno scoperto, uso anche, non sono un medico per cui magari mi esprimo in maniera non corretta, ha visto che i bambini sono portatori sani. Di conseguenza un bambino non ha niente, però va a infettare qualche altro, per cui stanno vaccinando moltissimi bambini, 700 tra sabato e domenica. Devo dire che l'azienda ospedaliera proprio in fiera ma anche l'ospedale militare. Senta sindaco, ovviamente ci ricordiamo anzi che l'anno scorso dopo la prima ondata e la seconda sotto un aspetto economico ci sarà una crisi, molti hanno detto dopo la prima chiuderemo tutto, tutto buio, tutto nero, e poi ti accorgi che tutto sommato si riprende, l'economia comincia a funzionare, comincia ad andare meglio degli anni prima, dove anche in questo settore non ce l'aspettavamo perché pensavamo che con molti negozi chiusi, con tutto quello che è successo, l'economia andasse a farsi friggere, uso un termine non bello, però invece anche lì l'economia sta funzionando e adesso di nuovo questo periodo... Dipende dai settori.
sono la parte edile immobiliare col 110% sta funzionando anche benissimo. Ristoratori, tantissime categorie. In questi giorni sono andato a fare visite ai mercati, anche stamattina, perché mi interessa capire, al di là di fare gli auguri, la sensibilità della gente, capire proprio come vivono questa... Tanti dicono che è campagna elettorale. Sarà campagna elettorale, uno può pensare quello che vuole. Sì. A me interessa... Lei smentisce questo? No, mi interessa capire la sensazione della gente, cosa percepisce. Sicuramente hanno un po' di panico, un po' di paura, questo è sicuro. La parte commerciale non sta andando assolutamente male, ma nemmeno in maniera stratosferica. No, ma non va male, non va pensavano male. Tutti peggio, sicuramente, tutti peggio. Sì, sicuramente. Ha ripreso molto bene l'economia. Mi ricordo che il PIL italiano, senza andare tecnico... Ecco, ma secondo lei, mi scusi, per dare una continuità, se il governo poi domani farà il nuovo protocollo ovviamente per quanto riguarda questo Covid, visto che i numeri aumentano, comincia a dire beh, chiudiamo determinate attività, iniziamo, può condizionare molto la ripresa economica che l'Italia aveva visto sotto, come diceva lei giustamente, magari con non un entusiasmo, ma insomma nemmeno con demoralizzazione. No, sono settori che funzionano benissimo. Settori funzionano benissimo. C'è mancanza di prodotto, di ricambi, c'è grossa mancanza perché il mondo ha ripreso a funzionare. L'Italia meglio degli altri. Ecco, se ritorniamo come l'anno scorso, che il governo dice chiudiamo un po' tutto. No, ma questo non succederà. Al massimo passiamo arancione, per cui l'invitazione è solo per chi non ha fatto i vaccini, tanto per essere chiaro. Per cui assolutamente non credo capiti questo, per carità. Tra un mese posso essere mentito ai fatti. Tra le proposte, mi scusi, dicono che per i teatri, per gli stadi, se uno è vaccinato deve fare anche il tampone. Però questo va a discapito di chi già non se lo fa, cioè voglio dire, è un po' ambiguo questa cosa, è no? un po' ambiguo, stanno attenti alla salute, adesso non vorrei far parte del governo e prendere queste decisioni, sono difficilissime, però il nostro governo ha dato dimostrazione che siamo meglio di altri. C'è l'Olanda, la Francia, la Germania, faccio un esempio, l'Inghilterra, paesi che sono nei guai in maniera importantissima. Noi stiamo facendo una bellissima figura come risultati. Hanno preso delle soluzioni importanti, quella di obbligare a vaccinarsi per il Green Pass. Io sono d'accordo con il comportamento, con la strategia del governo. Per cui ci affidiamo a loro perché sono importanti sotto l'aspetto di decisioni, il ministro Speranza, il premier Draghi, il generale Figliuolo che non fa mai mancare. Pensate, la logistica su questa cosa è importantissima. Da quando c'è Figliuolo non è più successo niente. C'è sempre... No, è vero, no, è il proseguo qui, perché tanti danno sindaco che la situazione è peggiori, tanti danno insomma, tanti hanno detto bisogna, visto questa nuova variante che sta arrivando, è meglio mettere l'obbligatorietà nelle vaccinazioni. Non credo farà mai, perché c'è un problema giuridico di responsabilità. Per cui già mettere l'obbligo del Green Pass vuol dire vaccinarsi, poco da fare in bene. Ridurranno il mese di Green Pass, adesso vediamo che decisioni prenderanno, però finora come paese, Italia, stiamo andando meglio di altri, c'è poco da fare, basta guardarsi in giro cosa sta succedendo. Però oggi sentiamo più di 30.000, stanno aumentando, quindi... Vabbè, ho parlato con gli olandesi, gli inglesi, i tedeschi, i francesi. Sì, no, è vero, però stiamo aumentando anche noi, questo... Stiamo aumentando, ognuno fa i vaccini. Cerca di essere responsabile a tenere la mascherina. Addirittura l'FP2 è meglio ovviamente dell'altra, della chirurgica. Se sta attento all'igiene personale, se evita di fare feste sole, forse è un comportamento di ognuno di noi che vale, al di là delle ordinanze, degli obblighi. Se ognuno di noi si comporta bene, forse è una soluzione. Senta, lei si è arrabbiato molto, adesso lo faccio arrabbiare un po', con i Novax, dove ha detto basta manifestazioni, tant'altro. Il 26 dicembre, il giorno dopo Natale, ne hanno organizzato un'altra? Intanto io non ho detto assolutamente a una manifestazione perché non è il mio potere. Io vado alla salute dei cittadini. Ma basta, sei un po' arrabbiato? No, ho detto solo che non vedo modo che continuino con manifestazioni, ma non è che io possa vietarla. È il questore che ha l'ordine pubblico, di conseguenza lui le ha vietate, ovviamente in sintonia col prefetto, ma uno dice sei d'accordo? Sì, sono d'accordo, ma non è nei miei poteri fare queste cose. Io vado alla salute dei cittadini. Trovo abbastanza irrispettoso che
però a parte che l'ultima volta erano 150 persone, per cui pochissime, che si vada a girare in centro per propagare il virus, non è che sia responsabile loro dell'aumento, ma anche loro, per cui dobbiamo fare distinzione. Io trovo irrispettoso che gente che non ha fatto il vaccino possa contagiare altre persone, gente che non ha fatto il vaccino vada a creare problemi agli altre persone, di non rispetto per chi si è vaccinato, per il lavoro di negozianti, i bar, i ristoranti, e solo questo. Dopo, ripeto, io vado alla salute dei cittadini, questore e il prefetto va all'ordine pubblico e alla sicurezza. Certo. Però sono d'accordo con quello che ha fatto, non so dicendo non sono d'accordo. Le stavo dicendo perché so che lei appunto aveva fatto una dichiarazione e proprio leggevo il comunicato che i Novax il 26 dicembre, il giorno di Santo Stefano, faranno una manifestazione in Padova e quindi... Sì, ma se il questore lo autorizza? Beh, se questo, almeno nella comunicazione... Non è che uno può fare... Ricordo che siamo in zona gialla, non si possono fare manifestazioni. No, hanno ovviamente... Ognuno può fare quello che vuole, in teoria. In teoria. Zona gialla non si fanno manifestazioni. No, Novax, tutti. Quando uno dice i Novax non fate manifestazioni, io mi riferisco anche a tante altre persone, tanti altri, ma non per il problema di democrazia. Tutti possono manifestare il loro pensiero, però di base, e questo è importante, non aumentare il contagio è fondamentale. Bene, proprio in virtù di questo, lei ovviamente non farà fare i fuochi di Capodanno, non farà il concerti, non faremo la Befana. No, però la Befana ha fatto una bella cosa, ha messo a disposizione, credo, 6.000 euro, non vorrei sbagliare, per regalare i calzi ai bambini, giusto? Più o meno avete messo questo in bilancio? Come gli anni scorsi mi hanno regalato i calzi ai bambini, quest'anno anziché concertare tutti i Prato della Valle andremo nei vari quartieri a distribuire in maniera tale da non fare regolamenti, per cui continuiamo con la tradizione. Ai cittadini, qui c'erano tutte le Befane nei quartieri a consegnare i regali ai bambini, insomma. Le calze ai bambini. Sì. Cerchiamo di non fare raggruppamenti. Nella sua calza cosa metterebbe? Carbone? Cosa metterebbe? Che metterebbe cioccolatini nelle sue calze? Cioccolatini sono molto goloso. Sì. Ma io sono... Nella sua calza dopo un anno... Moderatamente soddisfatto di quello che abbiamo fatto come amministrazione comunale. Ricevo in continuazione complimenti per la città, perché in questo periodo la città è veramente bella, le luci, il videomapping, veramente riscalda il cuore. In questi giorni sono andato veramente in tanti mercati, la Guizza, l'Alzella, ho fatto tutto San Carlo, proprio per fare gli auguri e sentire, capire che tutti sono entusiasti della città. E qui vediamo, credo, l'accensione dell'albero. Questo è una foto. Devo dire che l'assessore Bressa è stato molto bravo, ha fatto un lavoro in una città entusiasmante. È bella la città, c'è turisti che vengono proprio per le luci della città. È bella. Sto parlando delle sue calze, cosa metterebbe dopo un anno di Padova, dopo il 2021? Cosa metterebbe? A volte... non ricordo più cosa mettere una calza a me. Ma io, i miei sogni forse, a me piace sognare, dopo cerco anche di fare. I miei sogni sono cercare di trovarsi, e stiamo ovviamente facendo questo, cercare di intercettare tutte le risorse possibili del PNRR per far sì che Padova possa fare un salto di qualità importante. Perché la gente... sapere tutti i soldi che ha il governo dall'Europa, sono tantissimi soldi, e ricordo che noi abbiamo già portato a casa 335 milioni per la linea 3 del tram, il C2 c'è già finanziato, abbiamo portato a casa 15 milioni per l'Arcella, per il quartiere Arcella, che vuol dire fare completamente Configliacchi, la parte storica, abbiamo portato a casa soldi per mettere a posto Piazza Azzurri d'Italia, l'Exoni, 70 appartamenti, per cui veramente tante risorse. Per cui le risorse per me possono cambiare Padova in senso qualitativo. Ad esempio, verrà finanziato non con risorse del piano nazionale, ma delle ferrovie stesse, verrà fatta l'alta velocità, che Vicenza-Padova, verrà rifatto il ponte Borgomagno, non il comune. Della Ferrovia dello Stato verrà messa a posto la stazione. Mi auguro che i privati
ma sono abbastanza tranquillo perché è andata a buon esito la gara per quanto riguarda il PP1, per cui hanno definito la proprietà, non è più pubblica, non è più parte pubblica. Lì hai mezza idea cosa faranno lì? No, sì, so, residenziale, piuttosto che studentati, alberghi, però PP1, l'area via Trieste, e l'area di fronte a Chiesa della Pace, la cosiddetta IFIP, stanno cominciando a fare i progetti, sono già progetti planimetrici in accordo con il nostro piano regolatore che è Boeri, per cui Padova cambierà moltissimo. Certo. Nella fiera sorgerà l'università per quanto riguarda l'ingegneria. Mi sta bruciando tutte le domande. Ma faccio per capire cosa c'è nella casa. Tanti sogni. No, perfetto. Sogni perché Padova con queste risorse economiche può intercettare e deve intercettarle, in 5-6 anni può cambiare molto. Solo fare le 3 linee del tram vuol dire portare 20 milioni di persone all'anno. Di persone come trasporto pubblico, trasporto di massa. Vuol dire che Padova cambia assetto, vuol dire che ognuno di noi può prendere il tram per andare in qualsiasi posto. Non vuol dire non operare più la macchina, veramente vuol dire cambiare la situazione di Padova. E poi l'università, per quanto riguarda la questura, l'ospedale. Arrivano un sacco di soldi, bisogna spenderli bene. Io sono convinto che Padova farà un salto di qualità enorme in prossimi anni. Posso fare le domande, signor Brelli? Ha fatto poi mi dicono che... No, allora, a me cosa c'è nella calza? Sogni? Lei cosa metterebbe nella calza? Bastava dire carbone oppure cioccolatini, caramelle? Era solo così la domanda. Lei mi ha messo dentro anche il minestrone, mi sento che il fegato che a lei piace molto, tra l'altro, quindi alla veneziana. Stia attento, ieri avete approvato il bilancio da 289 milioni. Leggo un po' di passaggi perché ovviamente a memoria era difficile impararli, però nel 2022, quindi l'anno prossimo, verranno investiti 28 milioni, 9,2 per incremento verde pubblico, 7,5 per il patrimonio monumentale, 4 per la sicurezza stradale, 3 per la sistemazione di ponti viadotto, 2,8 per le scuole, 1,5 per l'edilizia residenziale pubblica. Le aliquote delle tasse invece rimangono tutte invariate e quindi è un bel investimento per quanto riguarda, un cambiamento anche quasi epocale per quanto riguarda la città nel fare tutti questi lavori. Perché noi contiamo di intercettare tante risorse e siamo abbastanza convinti. La qualità dell'abitare, il famoso PIN che aveva vinto la sera, sono convinto che anche per quello che riguarda l'area musicale in fiera e per quello che riguarda via Cornaro, cioè l'ex macello, intercetteremo anche quelle risorse. Sì, lì saranno altri 15 milioni e un altro pezzo di Padova che andrà cambiato. Il verde, intercettando i soldi sempre dello Stato, vuol dire mettere mano al parco Iris, che è diventato finalmente nostro, vuol dire incrementare il verde, il parco Guizza, vuol dire anche lì piantare piante. Piantare piante, gioco di parole, però la qualità dell'aria, noi abbiamo una situazione morfologica molto particolare, siamo una buca, tra virgolette, per cui la qualità dell'aria nostra, non avendo vento, è molto, come tutta la pianura padana, lascia a desiderare. Cosa possiamo fare per cambiare questo? Uno, trasporto di massa pubblico, vedi il tram, è una soluzione. Far sì, biciclette servo assistite, monopattini, verde. Il verde è bello, piace a tutti quanti. Abbiamo messo quasi 3 milioni per piantare 10.000 alberi, adesso 10.000 vanno già piantati. Stiamo facendo un grosso sforzo sotto l'aspetto ambiente, non è facile risolvere i problemi, che sia chiaro, non abbiamo bacchette magiche, però verde, trasporto in massa e tutte queste cose qua può cambiare proprio il sentimento. Io vedo che i ragazzi giovani, ma anche gli adulti, girando proprio per i quartieri, parlando con loro, sta cambiando il sentimento. Tutti hanno capito che l'ambiente è una cosa importante, tutti hanno capito che Padova è una città di cui essere orgogliosi, uspicta. L'hanno presa, l'hanno recepita tutti. Mi sta bruciando tutta la puntata. Cosa devo fare? No, io avevo preparato tutta la scaletta, guarda, ce l'ho qui, lei proprio è partito a ruota libera, avevo tutto preparato per bene, lei mi brucia, poi devo ritornare. Io sono affascinato da questa città. Va bene, però sono affascinato la domanda e quando vedo queste cose, le luminarie, piuttosto che il vino bumping, che gli alberi che piantiamo,
il tram, che siamo riusciti. A me fa, forse non tutti credono, però a me fa piacere, proprio mi piace da far paura. Facciamo così, andiamo in pubblicità, poi io le dico, le faccio tutti i punti perché sono molti, Sindaco, Okay. E lei mi risponde rapidamente, cerchiamo di andarli a toccare tutti, ovviamente dal termovalorizzatore, i controlli del Green Pass, le nuove piste ciclabili, le multe che non vengono date a quelli che vanno Non è vero. ha già capito quali... Ne ho fatto 78 a 3 settimane fa, mi ricordo ancora 78, 7-8, a 3 settimane fa. Ai monopattini in maniera specifica. Vado in pubblicità, a tra poco.